Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. Fioi, dopo tanti anni torniamo su un gioco di tennis. Top spin e si gode, signori, si gode a cannone. E niente, Fioi, cominciamo la carriera. Siamo con Veneziano già in un outfit molto elegante alla costa. Allora, che dire, ho fatto un po' del tutorial, ho visto un po' così 2 secondi una partita. È molto tosto, ho deciso di mettere il livello difficile. Intanto c'è facile, medio, difficile, molto difficile. Stiamo su difficile e vediamo cosa riusciamo a combinare. E il gioco sembra bello, gameplay stupendo, grafica che a me piace, che se qualcuno l'ha criticata, siamo su PC ovviamente, in 4K e si gode, lo ripeto. Però ecco, il vero punto debole per il momento è il roster, un roster inaccettabile secondo me. Alcaraz, Medvedev, Fritz, pochi altri, Berrettini purtroppo, cioè, ci sono anche le leggende, c'è Sampras che è uno dei miei idoli, cioè il mio idolo assoluto, Federer, ma non capisco perché non possono entrare nella carriera. Questa è proprio una cosa che non capisco. Scusate, con le leggende sicuramente potevamo godere un po' di più, invece non possono entrare nella carriera. Vabbè. Comunque metteranno altri tennisti, ma il bello di questo gioco è proprio il gameplay, ovviamente. Allora siamo qua, possiamo fare allenamenti, eventi speciali ehm, e tornei. Vediamo per esempio cos'è questo evento speciale. Fascia bronzo, polo. Ah, qua puoi vincere. Però io sinceramente all'inizio vorrei giocare. Sono le cose che a me non piacciono. Allora, ci facciamo il torneo. Abbiamo Auckland e basta. Possiamo farne del Rey. E ovviamente l'Australia no. Però direi a questo punto di partire. Dai, ci facciamo subito al primo turno. Sono 8 giocatori, quindi è meglio 3 set 3 game. Auckland prima torneo, penso che andiamo fuori subito, secondo me il livello difficile è un po' troppo tosto, però vedremo. Vediamo cosa come ho tolto la musica per sicurezza e andiamo. Subito difficile, il Cume vuole fare vaneggi assoluti. Sì, grazie, grazie. C'erano tutti i tornei del Master 1000 ufficiali e tutti i tornei del Grand Slam ufficiali, quindi è un peccato aver pochi tennisti, quantomeno non poter mettere le leggende dentro, non capisco il perché, è proprio una cosa che non ha senso secondo Come me. già Ok, sanno, i top spin 250 sono la categoria più bassa dei tornei. grazie. Questo significa che i giocatori con un posizionamento inferiore in classifica possono partecipare, ma non ci sono molti punti ranking in palio. È qui che molte delle future stelle di questo sport hanno iniziato la propria carriera. Grazie. Potremo vedere chi ha i numeri per farcela e chi no. Sono queste parecchio più Alcuni sono forti. più piccole e molto più accoglienti, e questo è un altro vantaggio. Non posso che essere d'accordo con te. Questo è I top bello, spin tabellone. 250 sono molto più coinvolgenti e rilassanti rispetto agli eventi più grandi. Il Per i nuovi tennisti problema. questo è l'ambiente perfetto in cui muovere i primi Siamo passi. tanto più Anche scarsi i di più questo, esperti però. potranno approfittarne per staccare un po' la spina. Adoro i top spin 250. Mi fa piacere. Ok, siamo a Auckland, vediamo cosa cacchio come Auckland Center. Vediamo cosa combiniamo, It's a però beautiful evening and the crowd is ready to enjoy great siamo contro tennis. l'ucraino David Ladies and Zelnicek. gentlemen, welcome to the ASB Tennis Center. Previsione di tempo parzialmente nuvoloso. ASB Classic. Temperatura 20 gradi. Diciamo che il nostro stile sarà basato molto su serve and volley, ovviamente, come al solito. Eccolo qua. Bello come il sole, di notte, il Cuba. Questa non è la mia compagna. E andiamo. Guardalo. La perfezione esiste e si chiama veneziano. Si parte ragazzi con la carriera qui a Auckland. Tanto teniamo ovviamente le barre. È bello. Perché devo un attimo prendere la mano. Bene, un inizio a dir poco afrodisiaco, vai. Mamma mia. Chiaramente non ho fatto il video, cioè nel video acquisti non c'è top spin perché l'ho preso digitale. Madonna ragazzi, ma... Vuoi dire che forse ho azzardato un po' col livello? Non ne prendo mezza. Grazie.
Calma, Kuma, relax. Non aver paura. Scusa, ma perché? Vedi, ho la... Ok. Ok, calma, calma, calma. Relax. Non è che i servizi sono sempre il mio forte. Vai, Cuba. Ecco, devo fare però tiri migliori. Dai che ci siamo, dai che ci siamo. Ecco, no, servizi così, però... Mamma mia, che pesante che lo sento, ragazzi. Mamma mia. Rispetto all'Accademia. No, un doppio fallo orrendo questo. Brutto doppio fallo. Pallonetto superbo di Veneziano. Yes, Deuce. Fanculo. Mamma, sei dura. Ho scelto già un livello tosto. La salva, no. Advantage. Ed è subito un break. Bruttissimo servizio. Meno male, c'è andata bene. Questo era bello. Vogliamo il primo Ace. Bellissimo questo. Mamma mia, F spinge questo, Brutto fall. Attento come, qua rischiamo di andare sul 2-0. Più forte, ragazzi. Purtroppo è più forte, il primo set se ne sta già andando. Sto fa il mio gioco, purtroppo. Devo forse allenarmi un po' prima. Però, questo qua mi cazza l'ace così. Per il momento non c'è storia. 3 set point, 3-0, silenzio. Preferisco partire così, visto che il roster è non devastante. Vogliamo dedicarci al gameplay. Primo set point annullato. Mamma mia, che passante, signori. Risposta sublime di Veneziano. Bello, bello, bravo. Si parte male. Vabbè, però che sfiga, oh. Guardalo. Grande Kuma, grandissimo. Questo è veramente un gran colpo. Subito serve in volley. No! Che ciccata. Bello. No, sta calma invece. Questi doppi falli. Yes. Dai che dobbiamo vincere il primo game. Il primo game della carriera. Kuma Indiana.
Sono ancora scarsissimo. No, ma non rischiarla, però. Non rischiamo la seconda, non siamo in grado. Di quelle schifezze, mamma mia. Buono. Ok. Dai. Ho messo Sampras ovviamente come nome. Yes. Ottimo serve and volley di veneziano. Guardalo, guardalo, la perfezione assoluta di un uomo. Meraviglioso. Questo, anche lui mi tira di quelle secche. Qui a Oakland. Fuori. Lei è dura, Beppe, lei è dura. Bello. Non come cacchio l'ha salvata. Bisogna fare la breccata. Ma non sarà facile. Certo che come gameplay è stupendo. Se mettono un roster adeguato, ciao. Non capisco perché non possono giocare leggende in carriera. Qua ha osato. Dai. Ok, dai che ci siamo. E la stiamo rendendo dura adesso. Voglio il primo ace però. Mamma mia cosa ha messo. Bello. È forte, ma non ho paura. Non riesco a farne una giusta. No, cosa gli ho regalato? Bello. Mamma mia. Brutto. Vabbè, sono un pirlotto allora, però. Ancora, ma puttana Eva. Niente. Non riesco più a batterne una, mamma mia, disastro adesso. Un po' mancarmi salito, sono finita. Tirando male, però niente ragazzi, la prima partita l'è dura. Veneziano. Molto deluso. Pallonetto sensazionale di veneziano. Yes. Ogni tanto il Cume ci tira fuori delle prodezze. Mamma mia, non ci credo. Che giocata. Bello. E salva anche questa, non può prendere anche qui. Ma guarda cosa ha preso. Smashata sbagliata completamente. Mamma mia, è difficilissimo ragazzi. Mamma se è dura, oh. È più stanco di me, però. Gioca più a rete di me questo. Che è impossibile. Fenomeno ucraino. La salva, miracolo, ma vince lui. Bravo. Comincia in maniera difficile questa carriera. 3-0, 3-1. Ho fatto il possibile, onestamente, ma devo prendere un po' la mira. Ecco, ci può stare questo. Adesso vediamo di fare qualcosa per la copertina. Va bene. Non benissimo.
Ok, torna. Bene. Non proprio meraviglioso. Perfetto. Allora, perché siamo già a febbraio, vedi? Però adesso io direi di vedere un allenamento. Tempismo, mira, colpo, cattivo. Guarda quanta roba che c'è. Ok, vecchia scuola. Cominciamo da questo. Ma quindi? Ok. Colpisci i pannelli di vetro con un colpo a rimbalzo controllato. Ah, ok. Aspetta. Sto sbagliando. No, è controllato, devo farlo. Niente. Ok. Oh, sono difficili anche gli allenamenti, fi. Ma dai che l'ho fatto! Niente. Perché non è controllato? Niente, non è... Ma perché? Ma scusate. Niente. Ma perché, scusami? Ah, aspetta. Adesso devo farlo di potenza adesso. Riprova. Scusate ragazzi, un attimo capire. Ah, e poi... Ok, prima controllato. E dopo ripotenza. Avevo capito. Bravo. Questo mi sembrava controllato. Ma perché? Maria Vergine, fioi. Niente. Non riusciamo a fare... Ma sono proprio... fioi, ma... Ok. Buono. Non ti devo farne. Dai, però, perché non miri? Fioi, sarà dura, eh? Ok. No, fanculotto. Ok. Controllati, non so il perché. Non mi vengono sempre. Ma guarda che roba! Ok. Ok. Stiamo imparando. Buono. Ok, bene, bene. Siamo saliti, siamo saliti. Boom! Nuovo livello. Buono. Ok. Pagina attributi.
Bene. 6 ne abbiamo. Ora cominciamo dalle cose che abbiamo bisogno di più. Servizio e dritto. Sono le cose più... Ok, bisogna allenarci, dai, abbiamo capito che all'inizio abbiamo bisogno di un allenamento con questo livello di difficoltà. Quindi adesso siamo ancora allenamento fatto. Ah, posso anche giocare volendo. Cos'è sta roba? Continua a allenarti così. Ti do il benvenuto, grazie, grazie. La ringrazio, la ringrazio. Dai, proviamo. Andiamo. Ah, ok. Quindi da Auckland. Ancora contro... Ecco, perché ancora contro di lui che pacco? Queste sono le cose che... I punti deboli che sto vedendo. Il gameplay è stupendo. Ma, ripeto, hanno detto che il gioco sarà tanto migliorato e soprattutto c'erano tanti giocatori in più, quindi bisogna avere un po' di pazienza. Mentre la rivincita... Zoning check to serve. Play. Sappiamo che gioca tanto anche lui a rete. Mamma mia. La stagione del cemento non sta andando molto bene. Dai però, che sforzo. Dai, bellissimo. Ma guarda che roba. Non c'è niente da fare. Non ne azzecco mezza. Chiaro che se vediamo che le prendiamo tutte dovrò aumentare il minimo del livello, purtroppo. Leads one game to love. First set. Cerchiamo di non regalarli magari. Ok, giochiamo con calma. Giochiamo con calma. Ah. Ma no, ho sbagliato. 15 all. Mamma mia. Bello questo, peccato. Mi sono aperto bene il campo, sbaglio la volée. E la risbaglio, ma Dio santo. Foul. Niente, anche giocandola semplice, non capisco sti errori. 2 backpoint, bene. Comincia bene. Anche questa passante, ciao. Game. Zoning check. Zoning check leads 2 games to love. Poi, inizio scoppiettante per veneziano. Che gioco tanti colpi potenti, perché vado proprio meglio con i colpi potenti rispetto a... 15 all. le risposte migliori. Questo è un muro, sto scandalo di uomo è un muro. Però soffri pallonetti, soffri pallonetti. Veronica mi distrugge. Set point subito così. Game and first set. Niente da fare, mi sta maciullando anche ora. One set to love. Second set. Non riesco a servire, ma prende. Oh, ero bravo invece quando nell'accademia. Love. 15. Ho provato anche a farlo controllato, ma...
dovrei farli così tutti. Mamma mia. Non può prenderle tutte, però. Niente. 15-30. Sbaglio tutte. Oh. Ma perché l'ho fatta troppo controllata? 40. Non capisco questi servizi. Niente. Continui, doppi, fallo. Check leads one game to love. Second set. Il problema è che c'erano parametri troppo più forti rispetto ai miei. Chiudi un po'. 30 love. Che bello che sono. Intanto di andare a rete. E comunque le prende tutte. È impossibile. Sto tentando l'impossibile, ma comunque questo è un fenomeno. Cioè, il numero 100 del mondo, non lo so. Oh, finalmente uno per farlo anche lui. Serve a poco. È più stanco. È che lui è anche più stanco di me. Dai, prendila, prendila. 40-30. Adesso mi farà l'ace, ovviamente. Sfruttiamo la sua stanchezza. God, annullati 3 palle break. È già stanco lui. Non è che se ci svegliamo. Non si... Ma per... dai. Sell me check. Dai, ma era semplice però questa. Ok, sbagliano anche loro. Deuce. Che battaglia, signori, che battaglia. E anche questa me la prende. Sbaglio troppi. No, brutto. Buono. È stanco, ragazzi, è stanco. Samples. Dai, bellissimo questo. Mi sono aperto bene il campo. Niente, probabilmente sono i miei colpi. Samples. One game all. Sono bene tanto a rete, quindi posso sfruttare sta cosa. Finalmente una breccata. Ma devo servire bene, però. Mi serve servire bene, Che tecnico sto gioco, ragazzi. Bello. 15. Buono. 15 all. No. No. Una sti errori a rete, non li accetto. Guarda cosa mi ha messo sto qua. 40. E chiaramente salva anche questa no. 30-40. Non
Non riesco a farli. Sì, Deuce. dai. Bello. Molto eccitante. Bravo. Zelny check. Mamma mia, ma cosa tira? Zelny check. Peccato. Check leaves 2 games to 1. Sto va in palla con i pallonetti. Bellissimo. Love, 15. Bravo Kuma. Bravo signor Kuma. 15 all. Mamma mia. Ecco, se rispondo così non ha scampo. I palletti come vengono sempre perfetti. Ci ho avventato sotto rete, quindi 40. doppio ancora breakpoint, ancora break. No. Ah, fuori. 30, 40. No, non sprechiamo, non sprechiamo. E vedi che non viene più tanto a rete. No, l'ho fregato. Game. Sample. 2 games. Grande. Cerchiamo di vincere sul nostro servizio, grazie. Questo era un bel servizio. Calma. Love, 15. Eccola qua. Il mio colpo. 15 all. Troppo campo l'ho lasciato. 15, 30. Troppo campo. Mamma mia, la prima è una roba oscena. No. Niente, lo indovina sti colpi, guarda. Non lo sopporto. Quando la sforzo non c'è niente da fare. Un po' più semplice, nella speranza, ecco. Game. Zelny check. Zelny Va check bene. leaves 3 games to 2. Va bene. Ecco il colpo culo indiano. Fuori. Niente, va in pappina. 15. C'è tensione, beh. Cioè, doppio fallo, dai. Niente, nessuno vince il servizio ormai, incredibile. Eh, 15, 30. grande colpo. Bellissimo. 15, 40. Pazzesco, vinciamo sul turno di servizio dell'altro. Continui break e contro break. Game. Incredibile. 3 games all. Second set, tie break. Cosa ho salvato io qua? Ancora miracolo, ma adesso il campo cosa ha sbagliato? 0. Sampras. Pesante questa.
Ace, porca, recupera con un ace. Perché voglio andare al terzo. No, sono esagerato. 2-1. Zelny check. Qua ho esagerato. Buono. 2-all. Mi azzecco mezzo. Mi ero aperto bene il campo, ho fatto una cagata. Incredibile. 3-2. Zelny check. Mamma mia. Grande. 3-all. Quando posso lo fare il pallonetto. Ma non posso abusare però di questo colpo. Zelny check. No, che brutto sto errore, ai ai ai. E finalmente arriva l'ace, silenzio. Zelny check. Mamma che ace, mamma che ace. Però qua si apre il campo per la vittoria. 6-4. Zelny check. Doppio match point, bruttina, questa. Vince, ma la sto rendendo più difficile. Con calma, ragazzi. 3-4. Con calma. 4-3. 2 tornei non andati bene, ma pian pianino, ragazzi. Pian pianino. L'è dura. Passando ad altro, sembra che stia nascendo una certa rivalità. Proprio così, ma questi talenti del tennis Ecco, sto si sono qua. affrontati in 2 tornei consecutivi, sempre Sì. con lo stesso risultato. Grazie. Si può davvero parlare di rivalità? Sì, quantomeno per il tuo giocatore. A marzo c'è vedi Houston, Io sono l'obiettività Doha, Sei un suo fan. Indian Wells, bello, e Miami. Ma comunque, per fare il passo successivo Ok. nella tua carriera, dovrai sconfiggere questo antagonista in un torneo. Che la loro sia o meno una vera rivalità, Facciamo l'allenamento. conta solo il risultato. Dai. E dopo ci salutiamo, ragazzi. Oh my gosh. Aspetta. Perfetto, sono veramente un fenomeno. Ok. Andiamo di piatto, va. Qua invece andiamo. Ecco, non così, non così. Ma perché? No, sono una pippa però, eh. È anche abbastanza atroce. Ecco. Ma perché non me la miri di là? Non è durissima, oh. Ok. Ma era dentro, ma dai. Diciamo che al primo colpo non ce la faremo. Che sfiga, oh. Alla fine per 2 secondi. Dai. 1. E dobbiamo prendere la mano. Ecco, se non perdiamo 8 anni qua, grazie. Bravo.
Bisogna prendere la mano, come tutti i giochi. Ho scelto un livello già tosto, probabilmente. Voglio divertirmi. Sì, vabbè, ma porca puttana! Niente. ...39 secondi. Buono. Yes. Buono. Dai, pian pianino. Livello 2. Forse un allenatore adesso? Coach. Bella. Col coach dominiamo il mondo adesso. Allora, il signor coach. Allora, vediamo. Fai punti sul servizio. Metti segno colpi di potenza. Forse i colpi di potenza per me è più semplice. Ah, non posso, perché? L'ho preso o no? Ah, ok. Ok, perfetto. Oh, va benissimo. Modifica attributi. Ok, stiamo piano piano salendo. No, no. Ma no, ma perché? Oh, Madonna. Boh. Perfetto. Return bonus. Ok, perfetto. Buono, raga, il gioco è bellissimo. Ripeto, ha questo, diciamo, difetto del roster e che purtroppo neanche le leggende non sono dentro la classifica ATP, però per il resto sembra tanta roba. Raga, un saluto dal comandone veneziano, siamo comunque nel ranking ancora ultimi. Ciao!